Sì, oggi parliamo di colorretto. Io ho voluto organizzare questo corso di aggiornamento partendo da alcune riflessioni. Intanto si tratta di una patologia che rappresenta un big killer vero e proprio. Considerate che in Italia sono attesi ogni anno 50.000 circa nuovi casi di cancro del colorretto e che ancora abbiamo un alto numero di decessi per questo tipo di tumore, 22.000 circa all'anno. È il tumore al terzo posto per frequenza nell'uomo, dopo il tumore della prostata e il tumore del polmone, ed è al secondo posto nella donna dopo il tumore della mammella. Diciamo che colpisce soggetti non giovanissimi, a partire dai 50-65 anni, questa è l'incidenza più alta, ma spesso troviamo anche tumori nell'età più giovane, anche al di sotto dei 40 anni. E la seconda riflessione è stata l'importanza che in questa lotta contro il tumore riveste il medico di medicina generale. Questo perché? Perché il medico di medicina generale è una persona che deve avere la giusta formazione in modo da indirizzare al meglio i propri pazienti. Deve conoscere che questo tumore è correlato a uno stile di vita non adeguato, per esempio una dieta ricca di grassi, l'obesità, una dieta ricca di proteine animali, una dieta ricca di alcol, cioè tutte cose che vanno evitate. Il medico di medicina generale deve anche sapere che è bene che i propri pazienti aderiscano allo screening, che ci consente di fare non solo diagnosi precoce del tumore maligno, ma addirittura di diagnosticare quelle che sono le lesioni precancerose, cioè lesioni che sono benigne ma che possono diventare maligne. Mi riferisco per esempio ai polipi adenomatosi, che ci mettono circa 5-7 anni per degenerare e che, se diagnosticati in tempo, possono addirittura evitare che il cancro insorga. E il medico di medicina generale deve anche conoscere quelle che sono le metodiche diagnostiche innovative, e in modo da poter indirizzare tempestivamente, in modo appropriato, i propri pazienti ad una diagnosi precoce, e quelle che sono le nuove terapie oncologiche. Oggi la scienza ci mette a disposizione tutta una serie di farmaci che devono essere utilizzati in maniera appropriata a secondo del tipo di tumore che ho davanti. E apro una parentesi in questo senso, perché i tumori del colon sono malattie eterogenee, non sono tutti uguali. E quindi noi abbiamo oggi, grazie a nuove metodiche diagnostiche di biologia molecolare, di capire il tipo di tumore che ho di fronte e quindi di trattarlo in modo adeguato con terapie talvolta anche innovative. Mi riferisco all'immunoterapia, mi riferisco alle terapie a bersaglio molecolare. Importante poi è anche il ruolo dei diversi specialisti che devono integrare le loro competenze al fine di creare una strategia che in alcuni casi deve essere di necessità plurispecialistica. Per esempio, il carcinoma del retto spesso va trattato con terapie sia oncologiche che di tipo radiante, quindi c'è la necessità di questa integrazione radioterapia-chemioterapia. E poi ho voluto in una sessione che ci fosse anche il professore Macri, con cui la nostra azienda, il nostro ospedale ha un rapporto di collaborazione professionale. Il professore Macri dirige la chirurgia del peritoneo e del retroperitoneo dell'Università di Messina, e grazie al professore Macri noi siamo in grado oggi di indirizzare alcuni pazienti, quelli che ne hanno bisogno, a terapie innovative quali la PIPAC e quali l'IPEC. Infine, credo che sia estremamente importante dare risalto ad alcune figure professionali che giornalmente assistono noi oncologi nella gestione di questi pazienti. Mi riferisco allo psicologo, mi riferisco all'infermiere dedicato, mi riferisco al farmacista, mi riferisco all'ambulatorio di accessi vascolari, mi riferisco all'infermiere dedicato alla gestione delle stomie.
di tutto questo e di come gestire in modo pluridisciplinare al meglio il paziente oncologico affetto da tumore del colon retto si parlerà in questo evento, che credo potrà arricchire la formazione di ognuno di noi e magari speriamo modificare in meglio la nostra pratica clinica già da domani. Abbiamo una collaborazione molto attiva, strutturata, con una convenzione tra l'Università di Messina, il Policlinico Universitario di Messina e l'ASPA di Agrigento proprio per il trattamento dei tumori del peritoneo e del retroperitoneo. Non posso che essere felice sia di questa collaborazione sia di questo splendido evento che il dottore Savarino ha organizzato, che è fondamentale per sensibilizzare la cultura sulla prevenzione e il trattamento dei tumori del colon retto. Le novità, oggi si discute di novità sull'argomento. Quali sono, dottore? Sì, oggi fortunatamente anche nelle forme avanzate, quelle caratterizzate dalla metastasi al peritoneo, è cambiata la storia naturale di questi pazienti. Riusciamo a mettere in atto delle tecnologie moderne, quale la chemioipertermia intraperitoneale e poi un'altra tecnica di cui parleremo oggi, veramente recente, che è entrata nella pratica clinica solamente da qualche anno, che è la PIPAC, che è una chemioterapia che effettuiamo per via laparoscopica all'interno del peritoneo e che sta dando veramente dei risultati forse insperati all'inizio della sperimentazione. È una malattia diffusa, diceva il dottore Savarino, insomma, tra il terzo e il quarto posto dei carcinoma questo. Sì, è una neoplasia che è molto frequente sia nel sesso femminile sia nel sesso maschile e che fino ad alcuni anni fa era aggravata da una mortalità molto elevata, che oggi, grazie da un lato alla prevenzione, grazie anche all'innovazione tecnologica e anche il nuovo sviluppo di tecniche chirurgiche, i risultati in termini di sopravvivenza sono nettamente migliorati. L'argomento del carcinoma del colon retto, dico, un argomento di impatto notevole, rappresentando il 13% dei tumori. Questi sono incontri molto importanti, principalmente perché tentano, sperano e speriamo di ottenere quello che è il raccordo tra la medicina di base, gli oncologi, i chirurghi, per poter fare squadra e al meglio contrastare quelle che sono le incidenze di una patologia oggi, che con le metodiche che abbiamo a disposizione di diagnosi precoce potremmo sicuramente abbattere come tassi di mortalità e come tassi di incidenza della patologia stessa. Il dottor Savarino diceva nel suo intervento che è importante l'azione dei medici di famiglia per evitare conseguenze più pericolose. Ma i medici di famiglia la medicina di base ha un ruolo importantissimo nel risultato finale del prodotto salute, perché sono quelli che hanno il rapporto diretto con il paziente, sono il front office con il paziente, per cui se ben indirizzati, se ben seguiti, se seguiti nei segni precoci di una patologia o addirittura invitarli a partecipare agli screening, che sono oggi quelli che ci danno la possibilità di interrompere la catena tra stato precanceroso e canceroso e quindi fare quella che è la profilassi primaria della patologia. Ecco, il ruolo del medico di base è un ruolo fondamentale in questo. Ecco, quali consigli dare a chi ci ascolta, al paziente, i primi sintomi per evitare cose più gravi? Il consiglio di dare è quello di attenzionare anche quei sintomi che vengono subito etichettati come banali e poco significativi. Evitare di etichettare il sanguinamento rettale sicuramente è sempre come emorroidi, ma prima farsi vedere da un medico di base ed eventualmente dallo specialista per poter con assoluta certezza identificare la fonte del sanguinamento rettale. Quindi evitare di dire sì, sono le emorroidi, un sanguinamento emorroidario, no, non è così. Se non si vede l'emorroide sanguinante bisogna comunque andare oltre con la visita e con l'eventuale indagine diagnostica, anche se il paziente è portatore di patologie emorroidarie e in quel momento non sanguinante.
Sì, gli screening sono sicuramente la chiave di volta della riduzione dell'incremento del tumore nella nostra provincia, del tumore del colon, ma un'attività di endoscopia professionale, consapevole e adeguata ai ritmi e alle tecnologie attuali è sicuramente la chiave di volta per la risoluzione o il miglioramento nella lotta al tumore del colon retto, dove innovazione e passione sono veramente la chiave essenziale alla lotta del colon retto.